manifestazione organizzata dalle associazioni La Salso, la Vivere Laguna e Acqua e Terra vuole spronare la giunta regionale a impegnarsi nell'approvazione del progetto di risanamento del canale Osellino, che è la parte terminale del fiume Marzenego. Questo fiume è stato inquinato per anni dalle fognature di Mestre, dagli scarichi dell'ospedale e dalle piccole fabbriche che scaricavano nelle fognature, e quindi nel fondo di questo fiume ci sono fanghi molto inquinati, addirittura là è stata trovata la diossina. Il progetto di risanamento prevede l'asportazione di questi fanghi, la risagomatura degli argini laddove ci sono le frane che mettono in pericolo tutto il territorio di Bissuola per il rischio idraulico sostanzialmente. Ci deve essere fatta un impegno finanziario nella finanziaria dello Stato, che poi verrà recepita dalla Regione. Ma se i nostri amministratori non si impegnano, è chiaro che nessuno insomma, il progetto non può andare avanti così da solo. Ci vogliono circa 28 milioni di euro, che è il budget previsto dal progetto di risanamento. Poi ci sarà un impegno anche di 500.000 euro da parte del Comune di Venezia, speriamo che lo confermi, per la realizzazione di alcune piste ciclabili e di ristrutture di utilizzazione del fiume. Fanno la propria parte, quindi istituzioni, cittadini, associazioni, sicuramente ci sarà un percorso di rivitalizzazione del fiume. Dobbiamo tutti quanti fare la nostra parte, noi l'abbiamo fatta, ora invitiamo le istituzioni. Grazie. Vado in canoa con l'associazione canoistica Arcobaleno, usufruiamo della laguna e siamo bersagliati da vandalismi al passo di Campalto, unico accesso in laguna che ci hanno lasciato i nostri antenati. Adesso è un ostacolo che ci impedisce di avere un accesso diretto in laguna, specialmente a noi di Campalto. Quelli di Campalto fanno baruffa al passo perché l'unico accesso è quello. 30 ruote del furgone dell'associazione canoistica Arcobaleno bucato. Perché? Perché c'è quello Osellino e perché c'è un unico accesso, il passo di Campalto. Vogliamo lasciarlo così l'Osellino? Facciamo la rinaturalizzazione. Facciamola, ma perché non aprire anche l'argine sud di questo tratto di canale che va dal passo all'aeroporto, visto che è già stato aperto per i VIP dell'aeroporto, per i VIP che vanno in aereo, è già stato aperto, già interrotto l'argine. Che attorno al fiume c'è vita, è una città che si muove attorno al fiume. Secondo me è l'unico scorcio di quello che era Mestre che è rimasto. Andare sul ponte e guardare verso est è una cosa che io trovo meravigliosa. Passare alla mattina alle 6 e vedere gli aironi nel fiume penso che sia una cosa che mi ripaga di tante brutture che ci sono in città. Quindi il fiume va rigenerato perché c'è una città, e se noi camminiamo qua vediamo le rive disastrate, la manutenzione che non viene fatta, cioè, anche questo dobbiamo dire, non solo giusto scavare, giusto fare, ma per questi motivi. Poi ben vengano le remiere, le barche eccetera, però prima ci sono gli interessi di tutti i cittadini che gravitano attorno a questo specchio d'acqua. Grazie. Attualmente i soldi che devono arrivare dalla legge speciale per Venezia sono stati fermati per ragioni di equilibri di bilancio e di patto di stabilità. La proposta concreta che affido ai parlamentari qui presenti da allargare in maniera trasversale anche agli altri parlamentari, che in autunno, quando ci sarà la discussione della legge finanziaria nazionale, venga fatto un finanziamento triennale, quindi spacchettando i 28 milioni necessari per il progetto in 3 fasi,
per cominciare a fare almeno la prima. Il motivo per cui finora è stato fermo è perché tutti i soldi non erano immediatamente disponibili. La Regione ha detto: se non li ho non li posso mettere al bilancio. Nell'ultimo decennio in particolare si è rimesso in moto il progetto che adesso c'è, fatto dal consorzio di bonifica. Adesso dobbiamo trovare le risorse per realizzarlo. Io penso che questo impegno congiunto, che in Consiglio Comunale per quanto riguarda la variante urbanistica che deve essere fatta, in Consiglio regionale che poi deve finanziare il progetto, ma soprattutto a Roma in Parlamento, il nostro impegno ci sarà l'impegno del PD, come l'ha descritto Bruno adesso, per spacchettare il finanziamento in modo che sia concretamente realizzabile. Ma io mi auguro e sono certo che anche altre forze politiche si mobilitano su questo obiettivo, perché è interesse di tutti che questo progetto venga realizzato. Non c'è stato un momento come questo nella storia, diciamo, degli ultimi 15 anni in cui gli enti locali, in particolare il Comune di Venezia, ha avuto tanti soldi. Guardate, conoscendo bene il bilancio, non è un problema di quattrini e non è un problema di quattrini nemmeno nel bilancio regionale. Il tema è quello della volontà politica. Bisogna volere fare le cose. Allora, due strade da percorrere e all'interno delle quali io sono convinto dobbiamo fare un patto tutti insieme. La prima strada è quella, come diceva Bruno e adesso ripresa da Nicola, di porre finalmente fine alla questione, a questo balletto dei finanziamenti sul progetto fatto dal consorzio, perché non possiamo aspettare un minuto di più. La seconda questione è un lavoro che dobbiamo fare con il Comune di Venezia, perché esiste un meraviglioso progetto in stato avanzatissimo che la precedente giunta lasciò, che era quello del contratto del fiume Marzenego. Ora, il contratto del fiume Marzenego è un contratto che è stato costruito con grande fatica ed entusiasmo, che ha visto come asse fondamentale il Comune di Venezia, ma tutti i comuni dell'asse del fiume, tutti i consorzi, le università, le associazioni e via dicendo. È assolutamente abbandonato. Sono contento di questa manifestazione che fa seguito a quella di qualche tempo fa a Campalto. È il segno tangibile che la città crede in questo progetto, ma crede e vuole un risanamento del fiume, non solo sotto l'aspetto di arredo urbano, perché in qualche maniera qualche intervento c'è stato, ancorché abbia avuto un risvolto economico come la regolamentazione dei posti acquei, però come si diceva prima, le rive stanno collassando, specialmente nel versante di via Vespucci, dove è indubbio che c'è del moto ondoso, perché sono quasi tutte barche a motore, e poi c'è un progetto la presenza delle nutrie. Quindi noi dobbiamo chiedere con forza che gli enti preposti a un certo momento non abbiano più alibi, ma si deve andare avanti con questo progetto che, come dicevo prima alla stampa, è datato. Lo avevamo visto già quando eravamo ancora quartiere Mestre Centro, e addirittura dove c'è tuttora la piccola centrale di sollevamento della Veritas era previsto addirittura una piccola darsena, quindi sapete quanto è datato. Chiaramente il tema è sentito, per quanto ci riguarda come municipalità di Favaro. Anche martedì scorso in Consiglio abbiamo approvato un ordine del giorno all'unanimità invitando il sindaco a rendersi responsabile anche di questa situazione, chiaramente, perché è importante che anche il Comune sia un soggetto che solleciti la soluzione di questo tema, di questo problema. Come ricordava prima, un mese fa eravamo al ponte del Passo Campalto per rilanciare questo tema. Sappiamo che altre forze politiche si stanno interessando di questa questione, quindi trasversalmente ci auguriamo che la posizione sia risolta a breve. Prossime iniziative, come sempre noi siamo un'associazione ambientale e il servizio che facciamo ai nostri soci sono 205 che hanno il posto barca, ma la priorità è la questione ambientale. Quindi le iniziative che noi andremo a fare successivamente sarà quello del controllo e una verifica di quello che è il mondo degli amministratori, no? A tutti i livelli, per quanto riguarda comune, per quanto riguarda regione, per quanto riguarda il ministero. Certamente è stato positivo il messaggio trasmesso dal senatore Ferazzi e dal deputato Pellicani.
dal consigliere regionale, che quindi di unire le forze per realizzare questa cosa, e noi controlleremo questa cosa. Però le priorità che io mi sento di sottolineare e che abbiamo da molto tempo e fatto proprio come contratto di fiume è quella delle buona pratica, ossia di verificare che lungo l'asta del canale non ci siano relitti o abbandoni, e sottolineare, convincere prima magari attraverso i nostri soci eccetera, di intervenire per migliorare la situazione, però e richiamarli alla propria responsabilità. Ma quella della buona pratica è di far capire come si gestisce in maniera bella, in maniera tecnica, in tante altre maniere, e con cura il fiume.